Quante famiglie sono coinvolte in Veneto? Sono circa 500-550 dipendenti in Veneto per 28 punti vendita. Sono a livello nazionale 8.000 famiglie e siamo molto preoccupati per il futuro di questi lavoratori. Sciopero regionale con manifestazione davanti al supermercato di via Carducci a Mestre per i dipendenti Simpli che temono per il proprio futuro lavorativo e chiedono all'azienda chiarezza in merito alle voci di trattative per la cessione della rete di vendita ad altri gruppi. La proprietà fa dire in giro che vuole vendere a spezzatino parte o tutta della sua rete distributiva e noi vogliamo sapere che fine fanno i lavoratori. Avete contatti con l'azienda? Vi sono state fornite risposte? No, perché da più volte abbiamo chiesto gli incontri, ogni volta vengono disattesi, abbiamo chiesto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta che sarà avanzata al tavolo ministeriale è di offrire risposte al senso di sfiducia e di incertezza di questi lavoratori, affinché non venga disperso il patrimonio di professionalità che si è formato in questi anni di attività. Professionalità che va buttata per l'aria e questi devono riprendere da zero un percorso professionale buttato lì che non si comprende, oltre a non conoscere le condizioni di lavoro, le garanzie di lavoro, la tutela del lavoro, cosa succederà per il loro futuro, se saranno ancora colleghi, diciamo, tra di loro. Quindi un disgregamento anche sotto il profilo sociale che noi non possiamo accettare.